Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati. Bentrovati a questa diretta. Come avevo anticipato, stasera si parte dalla preziosissima pagina Facebook del Fatto Quotidiano. Spero di poterlo fare nei limiti dell'impegno di tutti. Ogni venerdì sera, perché mi sembrerebbe anche bello farlo ogni venerdì sera, proprio perché è il giorno della messa in onda di Accordi e Disaccordi, che è ovviamente un programma televisivo dietro il quale fatalmente e fortunatamente, aggiungo io, c'è il Fatto Quotidiano, e quindi mi sembra bello che il giorno in cui si parte da questa pagina sia proprio il venerdì. Allora, mentre io cerco come sempre di condividere la diretta su tutte le pagine che ho a disposizione, comprese quelle che mi cita sempre quel maledetto di Renato Minutolo quando mi prende in giro nelle sue parodie meravigliose. Ieri ho visto l'ultima parodia che ha fatto di me e veramente ho riso ininterrottamente per 2 ore. È bravissimo. Se non l'avete vista andatela a vedere, perché fa una parodia del sottoscritto che è esilarante, veramente esilarante, è qualcosa di straordinario. Ho appena condiviso, a proposito, la diretta anche sulla mia pagina, quindi adesso la trovate anche sul mio profilo. La dovrei anche mettere sulla pagina della Protezione Civile stando a Renato Minutolo. In realtà però purtroppo non ho la password della Protezione Civile e neanche dell'INPS, e questo mi dispiace, perché se avessi il PIN dell'INPS, come dice Renato Minutolo, mi darebbe molto conforto sotto tutti i punti di vista. Allora, ieri ragazzi, la diretta di ieri è stata una diretta che ha raggiunto dei risultati semplicemente clamorosi. Abbiamo superato addirittura i 100.000 contatti, 100.000 spettatori live, che è una cifra veramente sconsiderata e improponibile. Siete dei pazzi assoluti, non so come sia stato possibile, lo capirò e me ne renderò conto, credo, fra qualche settimana. Lo visualizzerò e lo focalizzerò solo fra qualche settimana. La diretta di oggi credo che sarà una diretta all'interno della quale io toccherò dei temi che ho toccato anche ieri, perché è ovvio che non posso non parlare, per esempio, di Matteo Salvini, di questa termine di occupazione baracconata che ha avuto luogo nelle ore precedenti. Quindi è già finita l'occupazione del Parlamento, probabilmente perché Salvini non ha ottenuto quello che voleva ottenere e non si è ancora capito cosa diavolo volesse ottenere. È ovvio che non potrò non tornare a parlare anche dell'intervento che ha fatto ieri al Senato Matteo Renzi, all'interno del quale secondo me Matteo Renzi ha sbagliato tutto. Parleremo anche degli ultimi sondaggi che sono usciti, sondaggi che sono stati pubblicati e più che altro messi in onda ieri da Piazza Pulita, che danno ancora Conte al massimo dei consensi e ovviamente all'ultimo posto Matteo Renzi, ma purtroppo noi siamo un paese così bizzarro che dipendiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da Matteo Renzi, quindi le sorti del governo dipendono dal politico più detestato dagli italiani, stando ai sondaggi. Renzi ha detto: mi avete frainteso, non volevo citare in quel senso lì le vittime di Bergamo e di Brescia del Covid. Non faccio fatica a credergli, gli voglio credere, come ho detto nella diretta di ieri sera. Di sicuro si è espresso malissimo e io nel dubbio non avrei mai citato neanche lontanamente le vittime di Covid, di Bergamo, di Brescia, di qualsiasi città, perché arrogarsi il diritto di immaginare cosa avrebbero pensato oggi quelle vittime lì e utilizzare quel pensiero da medium dentro un discorso al Senato in cui si mette sotto scacco ipotetico la maggioranza di cui fai parte, mi è sembrata una insensatezza politica a voler bene a Matteo Renzi, e politicamente, con tutto il rispetto, non gli ho mai voluto granché bene, men che meno adesso, perché sta avendo delle colpe troppo grandi. Qual è la canzone che ho scelto per questa diretta? La canzone che ho scelto è una canzone di una band che ultimamente io non riesco a non ascoltare. È una band che mi sta facendo compagnia tantissimo in questi giorni. La canzone che ho scelto è una canzone del 2002, era il secondo singolo anticipato prima che uscisse il disco del 2002, è uno dei loro brani più famosi. Qualcuno la paragonò a Don't Look Back in Anger, e quindi si disse i fratelli Gallagher hanno scritto qualcosa di molto analogo a quel brano lì, e quindi una canzone che sostanzialmente incita le persone che l'ascoltano ad andare avanti nonostante le asprezze e le angherie della vita. Io la trovo molto bella, non vi sto dicendo che sia migliore o peggiore di Don't Look Back in Anger, però a me piace tantissimo, e ora voi però dite sì, faccela ascoltare, avete ragione, e adesso infatti parte, eccola qua.
Grande brano. Ecco, io ogni tanto mi diverto a immaginare sempre le band o gli artisti che vorrei intervistare. Mi piacerebbe, ora ci sono arrivato con ritardo, mi piacerebbe intervistare anche Noel Gallagher, nella speranza di non essere preso a calci, perché non ha un caratterino Noel Gallagher, però mi piacerebbe intervistarlo. Tra l'altro con questi capelli vagamente lo ricordo anche, quindi avrei anche questa sorta di captatio benevolenze, quindi qualora si arrabbiassi direi guarda, mi pettino persino come te e non volevo pettinarmi come te, quindi ho i capelli che a loro insaputa vogliono somigliare a Noel Gallagher. Pensa come sono messo. Ragazzi, cosa dice la prima pagina del Fatto Quotidiano del nostro grande amico e maestro Peter Gomez? Ovviamente parla del 1° maggio, ovviamente, e ripeto, il mio augurio, buona festa dei lavoratori, anche se parlare di lavoro in questa fase storica e dentro una pandemia fa sorridere molto amaramente. Viene rilanciato un post di Alessandro Di Battista che nella sua pagina Facebook ha sostenuto Renzi va disinnescato, altri più potenti brigano per un governo d'unità, puntano ai miliardi della ricostruzione. Allora, sono totalmente d'accordo sulla seconda parte, cioè sul fatto che molti più potenti di Renzi, cioè tutti, brighino per un governo di unità, e questo è uno dei grandi pericoli che corre Giuseppe Conte. Non sono d'accordo con Di Battista quando dice che per disinnescarlo non bisogna parlare di Renzi. Di Renzi bisogna parlare sempre quando purtroppo si è costretti a parlare di Renzi. Dopodiché è ovvio che uno nella vita preferirebbe parlare di tutt'altro che di Renzi, però se Renzi dice quello che lui ha detto ieri è ovvio che tutti ne devono parlare. Insisto anche nel dire che Renzi ha detto a proposito delle polemiche sulla frase sui morti, ha ribadito polemiche strumentali. Io lo ribadisco in una massima forma di stima e di rispetto e di gaudio e di tolleranza nei confronti di Matteo Renzi, voglio credergli, ma se è veramente così, e voglio credere che fosse veramente così nel tuo intendimento, significa, Matteo Renzi, che non sai parlare, perché ti sei espresso malissimo. Io quel video l'ho sentito, risentito e risentito ed era sostanzialmente inaccettabile e irricevibile, e visto che era, dici tu, in buona fede e ti vogliamo credere, evidentemente non hai un rapporto particolarmente positivo con la lingua italiana. Diciamo che con la lingua italiana c'è lo stesso rapporto conflittuale che hai con la sincerità e che hai con la sinistra. È stato anche il giorno, ovviamente del 1° maggio, lo è ancora, è stato anche il giorno dell'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha fatto una cosa che non cambia le regole del mondo, non cambia le regole di ingaggio e non cambia le colpe che sicuramente ha avuto ed ha questo governo. Però quando il Presidente del Consiglio ha detto, virgolettato, chiediamo scusa per i ritardi negli aiuti, rispettando le regole in alcuni territori, riaperture prima del previsto, soprattutto la prima parte secondo me è importante. Perché? Perché è forse la prima volta negli ultimi anni in cui abbiamo un Presidente del Consiglio che si assume delle responsabilità e chiede scusa. E poiché credo che il ritardo nei pagamenti dipenda molto più da problemi burocratici o da problemi bancari che non dal sadismo di Conte e del governo Conte, credo che avere detto scusa e avere chiesto scusa a chi ancora non ha ricevuto i soldi non porterà prima i soldi alle persone che ancora non li hanno ricevuti, ma sicuramente è un bel segnale, e la politica è fatta anche di segnali. Dopodiché è ovvio che bisogna snellire la burocrazia e bisogna far sì che le banche si diano una mossa. In alcuni territori riaperture prima del previsto, rispettando le regole, è l'altro passaggio forte dell'intervento di Giuseppe Conte. Vi ricordo, stasera noi avremo ad accordi e disaccordi il ministro Boccia, è ovvio che gli faremo anche questa domanda, è ovvio che il ministro Boccia non avrà, credo, imbarazzo nel rispondere chiaramente, come lui fa sempre quando è costretto a rispondere chiaramente. Mi permetterò anche di fargli delle domande sull'eventuale crisi di governo, perché mi sembra il tema politico dominante, e vedo che molti colleghi sono lì che sono felici, sono gaudiosi, sono gioiosi al pensiero di fare una bella crisi di governo dentro una pandemia. Pensa che bella idea del cazzo che è. Ma loro sono contenti, sono felici, sono meravigliosamente stupiti positivamente da quello che sta per succedere. Quanto devi essere depravato intellettualmente da sperare in una crisi di governo dentro la pandemia? Tra l'altro con un problema tecnico, attenzione, perché forse qualcuno non se lo ricorda, ma l'avete capito voi che state brigando per andare a votare? No, per fare una crisi di governo, che è diverso. Voi che state brigando per fare una crisi di governo, vi è venuto anche il dubbio che noi non potremmo andare a votare se ci fosse una crisi di governo? Ma intendo dire proprio fisicamente. Non si può andare a votare, non si potrà fare probabilmente fino a ottobre. Quindi se fai cadere il governo adesso, cosa fai fino a ottobre? Evidentemente chi vuol far cadere il governo c'ha pronto l'asso nella manica, cioè ha pronto il maxi governo con tutti dentro tranne i 5 Stelle. Ma ci vengo a questo aspetto, ci arrivo a questo aspetto. Mi interessa adesso ripetere il fatto che, secondo il quale Conte
prospetta quanto segue. Se verranno rispettate le regole e se i dati verso il 15, 16, 17 maggio saranno positivi, alcune regioni apriranno prima di altre. Quindi, per esempio, il Molise e l'Umbria partiranno prima e riapriranno prima della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, con un risultato politico straziante, pensateci, perché ve lo immaginate se giustamente si riapre prima l'Umbria, che non ha per ora, incrociamo le dita, casi gravi, o peggio, non ce li ha perché ha 2 casi al giorno mediamente, riapre prima l'Umbria e non riapre la Lombardia, che è la locomotiva industriale di questo paese insieme al Veneto, ve lo immaginate cosa direbbero gli amministratori leghisti di centrodestra del Veneto e della Lombardia, del Piemonte? Comincerebbero a dire ma Conte ce l'ha con noi e quindi ci fa partire con handicap. Sarebbe disastroso. Ciò detto, credo anch'io che sia giusto aprire prima in quelle regioni dove sarà possibile aprire prima, se il 15, 16, 17 maggio avremo dei dati che lo autorizzeranno. Allora ragazzi, io torno però adesso al tema Matteo Renzi. Lasciamo stare quello che ho già detto ieri quando abbiamo toccato i 103.000 abbondanti spettatori live e i 2 milioni di visualizzazioni live, perché le cifre sono queste, sono cifre spaventose che nessuno fa tranne Giuseppe Conte quando presenta i DPCM. Passiamo all'altro aspetto, facciamo finta, anzi crediamo al fatto che Renzi si sia espresso malissimo ma non volesse dire quello che ha detto, e cioè se i morti di Bergamo e di Brescia fossero ancora con noi tiferebbero per la riapertura. Diciamo che non lo ha detto, per me non è esattamente così, ma diciamo che ha ragione Matteo Renzi sul fatto che è stato frainteso. Andiamo all'elemento politico che adesso mi interessa di più, anche perché infierire non mi diverte più di tanto. Matteo Renzi vuole la crisi. La vuole a metà, perché come ho detto ieri il suo è una sorta di penultimatum, perché lui dice voglio o vorrei un governo diverso, però dipende cosa farà Conte. Se Conte inseguirà il populismo, no, non sarà più il nostro Presidente del Consiglio, ammesso che lo sia mai stato. Se invece inseguirà la politica, troverà lungo la strada Italia Viva. Ora, al di là del fatto che questa frase fa veramente ridere sia dialetticamente sia contenutisticamente, perché non c'è nulla di più populista di Renzi e non c'è nulla di meno populista oggi di Giuseppe Conte. Giuseppe Conte sta ripetendo da giorni: dovrete essere costretti le prossime settimane a stare in casa. Cioè sta dicendo a noi italiani esattamente l'opposto che noi ci vorremmo sentir dire. Cosa c'è di populista in tutto questo? Niente, assolutamente nulla. Sarebbe stato populista se avesse detto domenica sera: ragazzi, d'estate si fa il cazzo che vogliamo, si fa il bagno tutti insieme, si sta vicini, ricominciate con le feste, ricominciate con i party, ricominciate con i picnic, uscite quando volete, basta con le autocertificazioni, ristoranti aperti, bar aperti. Lì sarebbe stato populista, scellerato, ma populista. E chi è che invece sta veramente facendo il populista dicendo si può riaprire tutto come fanno in altri paesi, dimenticandosi che in quei paesi quando ci hanno provato, vedi la Germania, i risultati sono stati disastrosi? Ma esattamente Renzi, ma esattamente Salvini, ma esattamente la Meloni. Quindi casomai i populisti sono quelli come Renzi che accusano a caso di populismo il signor Giuseppe Conte. Ma lasciamo stare anche l'elemento populistico, perché non me ne frega niente, insisto, infierire su una persona che politicamente è già morta e se si andasse a votare domani avrebbe molti meno voti di me, e questo è abbastanza scontato, ma avrebbe anche meno voti di Tonio. Pensiamo allo scenario. Allora, si dice, lo scrive anche Repubblica in queste ore, che Matteo Renzi stia pensando a staccare la spina più o meno attorno a giugno. Cioè quando noi entreremo definitivamente, si spera, nella fase 2, e quindi riapriranno faticosamente i bar, i ristoranti, gli estetisti, i parrucchieri, a quel punto lui dice: vi ho traghettato fuori dalla fase 1 come se il merito fosse stato suo, faccio cadere il governo. Se lui farà tutto questo, e io spero di no, perché sarebbe un disastro, ma al tempo stesso, ragazzi, mi permetto di dire, non è possibile che un paese sia politicamente ostaggio di una persona che non conta niente, che sta dimostrando questo senso per le istituzioni diversamente forte. È anche l'ora di smetterla. Quindi se l'unico modo per far smettere di contare Matteo Renzi è andare alla crisi, c'è una parte di me che quasi ci spera, così finalmente ci leviamo il dente, perché non è possibile sopportare questi pseudo ultimatum di uno che è accreditato del 2% se va bene, del 2,9% nei sondaggi più benevoli, ma diciamo che parte la crisi. Allora, se parte la crisi, ragazzi, io credo e cercherò di dirlo anche in maniera forse più chiara stasera durante accordi e disaccordi, ci sono 3 scenari.
che si possono verificare da giugno. Il primo scenario, che è quello più desiderato, più auspicato, più voluto da Matteo Renzi e da Salvini, che secondo me brigano per fare la stessa cosa, mi ci gioco, come diceva Nanni Moretti in Caro Diario, 2 testicoli no, ma un testicolo sì, me ce lo gioco e gli voglio anche bene al mio testicolo, a tutte e due, ma soprattutto a uno dei due che mi giocherei in questo caso. Quello che vogliono Renzi e Salvini, e stanno brigando per ottenerlo, è il grande inciucione, cioè con la scusa del Covid si fa un grande governo di unità nazionale e non si va a votare, anche perché se si va a votare il signor Matteo Renzi scompare definitivamente dai radar. Quale può essere questo governo di unità nazionale? Ovviamente il governo Draghi. Piccolo particolare. Chi ci sta dentro questo governo Draghi? Pensateci. Se i 5 Stelle, e voglio sperare per loro, altrimenti sono dei sottosviluppati mentali, se i 5 Stelle non stanno dentro il governo di unità nazionale, dentro l'ennesimo inciucio, e dicono che non ci staranno, e secondo me non ci staranno perché sbagliano tante volte, spesso, spessissimo, ma non sono dei sottosviluppati mentali, se stessero dentro un governo con Meloni e Salvini sarebbero morti, quindi non ci stanno i 5 Stelle. Ci può stare qualcuno delle retrovie, quelli che non vogliono andare a votare, quelli che pur di stare dentro il Parlamento voterebbero anche Satana, però saranno 7, 8, 10, non di più. I 5 Stelle non ci stanno. Come lo fai allora questo governo di unità nazionale se non ci stanno i 5 Stelle che c'ha la maggioranza alla Camera e al Senato in questa legislatura? L'unico modo è fare un maxi governo con tutti dentro tranne i 5 Stelle. Ma mi domando e vi domando, voi siete davvero convinti e credete realmente e veramente che Zingaretti e Bersani possano stare dentro un governo con la Meloni, con Salvini e con Berlusconi? Siamo alla follia assoluta. Cioè tu esci da un governo che ha i suoi problemi, ma tutto sommato ha anche dei punti di contatto tra 5 Stelle e Partito Democratico, per fare che cosa? Un governo che piace soltanto a Renzi e a Salvini. E cosa ci guadagna il Partito Democratico? Sono degli imbecilli se accettano, sono dei cretini patentati. Quindi tutto può essere in questo paese, perché sai, andare a votare significherebbe per molti parlamentari essere costretti a tornare a lavorare e non vedere mai più la politica, e non vedere mai più quei soldi, quindi tutto può essere, però mi sembra un'ipotesi molto molto arzigogolata. Perché insisto, se i 5 Stelle non stanno al governo, ragazzi, è l'unico governo possibile, è quello lì. Ci devono stare dentro i 5 Stelle. Se non ci sono i 5 Stelle, tutti insieme tranne i 5 Stelle. E non ci voglio credere che Bersani, Speranza, Zingaretti, chi volete voi, appoggino un governo con la Lega e con la Meloni. Non scherziamo, ragazzi, dai, gli ex fascisti con gli ex comunisti, si è visto tutto, ma non voglio vedere la russa che va a braccetto con Zingaretti, altrimenti possono veramente andare a fanculo entrambi, ma anche senza affetto, qualora vedessi una scena del genere. E sono convinto, anzi, spero che non la vedrò. Primo scenario. Poi c'è il secondo scenario. Il secondo scenario qual è? Il secondo scenario è si va a votare. Scenario chiaro, limpido, col piccolo particolare, anzi con i 2 particolari. Il primo, se si va a votare colui che fa la crisi è doppiamente scemo, perché è sconsiderato nel fare la crisi, Matteo Renzi, ma è anche pazzo e masochista e scemo perché si va a votare in un momento storico in cui nessuno lo vota. Quindi cosa ci guadagna Matteo Renzi? Ora, Matteo Renzi sta dimostrando dal 2016 almeno di sbagliarle tutte, con un talento che neanche Derticia sotto porta quando giocava nella Fiorentina o Luther Blissett nel Milan. Tutto sta sbagliando Matteo Renzi, ma sbagliare anche questo sarebbe oltre ogni leggenda immaginabile. Quindi se si va a votare, chi glielo fa fare a Matteo Renzi di fare la crisi? E sarebbe l'unica opzione, secondo me, da inseguire se sei il Partito Democratico, se sei 5 Stelle e se sei l'EU. Ma se sei tutto sommato anche Meloni e Salvini, c'è la crisi, andiamo a votare. Col secondo problema che vi dicevo prima, che non si può andare a votare, perché per colpa del Covid non si può andare a votare. Ve ne siete accorti che noi non voteremo in quelle regioni che dovevano andare al voto, compresa la mia Toscana, ma anche la Campania, per esempio, la Puglia. Non ci potremo andare a votare, non si sa ancora se ci potremo andare a settembre-ottobre. Cosa fai la crisi e quando voti a livello nazionale se non lo puoi neanche fare su scala regionale? Secondo scenario, quindi si va a votare, ma non si può andare a votare e non converrebbe a Renzi. Il terzo scenario, che è apparentemente simile al primo, ma in realtà è opposto, è lo scenario del Renzi stacca la spina e magicamente la maggioranza attuale depurata di Renzi e del renzismo cerca di fare un governo senza Renzi che sta in piedi. Quanti voti garantisce al Senato decisivi Matteo Renzi? 10, 15, 18, 20? 1. Secondo voi tutti i renziani stanno dietro e vanno dietro a Renzi, che avrà comunque un futuro garantito, mentre certi peones renziani non ce l'avrebbero? Quindi voi siete convinti che tutti quei 12, 14, 16 che ha al Senato Italia Viva, questa scissione dell'atomo, credete che non si verificherebbe? Credete che qualcuno non direbbe
Renzi, fai pure la crisi, ma io preferisco stare a calduccia e appoggiare sto governo che mi fa schifo, ma almeno prendo 15, 18, 20 mila euro. Primo problema. Primo problema, prima casistica. Quindi siete convinti che se Renzi stacca la spina tutti lo seguono dentro Italia Viva? Non credo. Ma diciamo anche che lo seguono tutti, quindi mancano 15, 18, 20 voti alla maggioranza attuale. Voi siete sicuri al 1000% che Conte non troverebbe 14, 15, 18, 19 persone, chiamateli responsabili, chiamateli fenomeni, chiamateli Tizio, Caio, Pinco, Pallino, come volete voi, chiamateli geni, chiamateli stronzi, non mi interessa. Siete convinti che non li troverebbe? Magari tra le fila dei berlusconiani che non sarebbero ricandidati al prossimo giro? O magari tra le fila degli ex 5 Stelle? Io non sono così sicuro. E vi dirò di più. Sono anche convinto che che Giuseppe Conte un po' ci stia pensando a questa opzione qui. Che non è un'opzione che mi piace, non vi sto dicendo speriamo che succeda così. Però sto dicendo, se mi metto nei panni di questo governo e di Giuseppe Conte, e se mi metto nei panni di Mattarella, che tutto vuol fare fuorché farci andare a votare dentro una pandemia, e se mi metto nei panni di quasi tutto il Parlamento che non vuol tornare a casa, mi viene da pensare che se tu togli 15 renziani, che non erano Churchill, Adenauer e Roosevelt, quindi tutto sommato non erano straordinari, quindi c'hai già il pelo sullo stomaco, magari 10, 12, 15 li trovi. Tra i berlusconiani un pochino più riflessivi, tra i 5 Stelle ex. Questa è un'opzione che secondo me non è così scevra di possibilità, non è così avulsa dalla realtà e credo, insisto, che Giuseppe Conte un po' ci stia pensando. Ma non credo che ci stia pensando con gioia, non credo che ci stia pensando con entusiasmo, perché comunque io dei responsabili non mi fido e come categoria politica a me i responsabili non piacciono, spesso sono i più falsi di tutti, sono quelli che pur di stare al potere si fanno piacere qualsiasi cosa, il trionfo del conformismo, proprio è il conformista della canzone di Gaber, il cosiddetto responsabile. Però dico anche da un punto di vista contiano, io ci ho già avuto al governo e ci ho tuttora al governo Renzi, Lascani, Giachetti, Marattin, La Bellanova, Migliore, Faraone, qualcuno c'ha ruolo di governo, qualcuno appoggia il governo, molti di questi sono senatori. Sono già abituato, tra virgolette, al peggio della politica. Quindi, se faccio dei nomi a caso, sostituisco La Bellanova e prendo la Carfagna, politicamente parlando, non è il mio idolo. E magari la Carfagna gli fa schifo il governo Conte, per l'amor di Dio, anzi sicuramente. Però sai, quando sei dentro una pandemia diventi di bocca tonda, diventi di bocca buona. E insisto, non è che vi sto dicendo preferisco l'opzione 3 all'opzione 2, l'opzione 1 mi fa schifo. La mia logica è se cade questo governo si va a votare, perché è l'unica cosa da fare, dopodiché non so se ce lo possiamo permettere, non so se lo possiamo fare fisicamente, insisto, fisicamente, clinicamente, sanitariamente non so se si può fare, no fino a ottobre minimo, e allora mi domando se l'unico modo per liberarsi politicamente di Matteo Renzi è far sì che Renzi vada a schiantarsi veramente contro un muro politicamente e trovare qualcun altro che forse mi appoggia, io quei 10 voti li vado a cercare altrove. È una forma di pensiero che non mi fa impazzire, ma attenzione perché non è uno scenario così impossibile. Dopodiché è chiaro che Di Maio dovrà dire io non li accetto i 10 voti dei berlusconiani, o magari dirà sì, li accetto perché la situazione è emergenziale, e magari Di Battista si incazzerà, e a quel punto gli ex 5 Stelle tipo Paragone continueranno a dire ancora di più 5 Stelle avete tradito la causa. Non lo so come andrà a finire, non sto dicendo chi ha ragione e chi ha torto. Dico che questo scenario è non così alieno e tutto sommato, questo consentitemelo, tra l'opzione governo Draghi con dentro tutti, Meloni, Salvini, Zingaretti, Bersani, Renzi, e l'opzione 3, cioè l'opzione governo attuale con i renziani sostituiti dai cosiddetti responsabili, mi fanno abbastanza schifo tutte e due, ma non vi posso dire che preferirei l'opzione 1 dell'inciucio alla Draghi, con tutto rispetto per Draghi. Questa è una cosa che volevo dirvi, perché ieri l'ho raccontata, ma forse meritava una zoomata, una sottolineatura politica. Poi lascio a voi le riflessioni perché io non do risposte, io do, o meglio, cerco di dare delle analisi. L'altra cosa che volevo dirvi riguarda Matteo Salvini e qui ragazzi io veramente, e anche questo credo che lo diremo stasera d'accordi e disaccordi sul 9 alle 22.45 dopo Crozza con il ministro Boccia e ovviamente Luca Sommi e Marco Travaglio. Io c'è una parte di me che addirittura comincia a provare un minimo di tenerezza nei confronti di Matteo Salvini, perché Matteo Salvini sta sbagliando veramente tutto dall'agosto del 2019. Guardate che quello che ha fatto ieri l'altro, nella notte, questa pseudo-occupazione che sostanzialmente è stata una baracconata allucinante, che non è servita a niente, è stato l'ennesimo flop.
È stato l'ennesimo autogol. Cosa ha ottenuto Matteo Salvini con questa pseudo-occupazione? Lui ha detto interrompiamo l'occupazione perché abbiamo ottenuto dei timidi segnali di risposta da parte del governo. Quali? Quali vittorie avresti ottenuto? Che forse apriremo il 18 maggio invece che il 1 giugno? Ed è merito tuo? Cosa avresti ottenuto? Il ripristino delle libertà costituzionali che non sono mai state lese da questo governo? Come ha detto Mattarello e come ha detto anche Gustavo Zagrebeschi in una intervista stamattina sul Fatto Quotidiano fatta dalla brava Silvia Truzzi? Cosa ha ottenuto Matteo Salvini? Cosa ha ottenuto la Lega? A parte qualche intervento vaiasso di parlamentari come Borghi, a parte le dichiarazioni folli e scriteriate di Calderoli che ha detto domenica andrò alla messa perché sono un cattolico cristiano praticante, se Conte non vuole mi insegua, a parte quello scienziato di senatore che avrebbe aggredito spintonando un collega del Partito Democratico, credo si chiami De Vecchis, cosa diavolo ha ottenuto con questa pseudo-occupazione baracconata la Lega? E come si fa a credere alla Lega che ha come punto di riferimento per uscire dalla crisi uno come Orbán, che non c'entra niente con le libertà istituzionali e costituzionali, come si fa a credere alla Lega che combatte per la difesa della Costituzione? Ma davvero c'è qualcuno che ci crede? Cioè qualcuno pensa che in questi 2 giorni Salvini e la Lega, occupando gli scranni del Parlamento, hanno disinnescato il neodittatore Giuseppe Conte, hanno ottenuto una grande vittoria e hanno fatto sì che il paese ripartirà prima perché loro hanno manifestato e hanno occupato le piazze, la Camera e il Senato? Di cosa stiamo parlando? La realtà è che, secondo me ovviamente la realtà, è chiaro che io parlo per un punto di vista mio personale, io credo semplicemente che Matteo Salvini abbia interrotto questa pseudo-occupazione baracconata perché si è reso conto che era rimasto solo per l'ennesima volta. È stato seguito dalla Meloni in questa occupazione del Parlamento il signor Salvini, non mi risulta. È stato occupato da Berlusconi, è stato seguito da Berlusconi in questa baracconata di occupazione alla Camera e al Senato, il signor Salvini non mi risulta, anzi Berlusconi si smarca sempre di più. La verità è che Salvini sta sparando a caso. Sai quando giochi a tennis che non ti entra una cazzo di palla e a quel punto cominci a sparacchiare sperando di incrociare, di indovinare ogni tanto l'incrocio delle righe? E ti capita una volta, fai un bel rovescio a una mano, bello io no, ma rovescio a una mano sì, sparacchi, su 20 volte, una volta indovini la riga, ma le altre 19 volte la pallina è andata oltre l'iperuranio, oltre lo spazio. A me sembra così Matteo Salvini, e infatti i sondaggi dicono questo. È chiaro che il 26% è ancora troppo per molti di noi e di voi che siete anzitutto lettori del Fatto Quotidiano e quindi, spero un po' anche miei, e quindi dubito che abbiate a cuore il percorso politico di Matteo Salvini, che non a caso sia io che Marco chiamiamo il Cazzaro Verde. Quindi è ovvio che voi magari siete prevenuti, tra virgolette. Il 26 è troppo. Ma se vi avessero detto 3 mesi fa, guardate che Matteo Salvini il 30 aprile e il 1 maggio avrà il 26%, voi avreste firmato 1000 volte. Voi che non amate Matteo Salvini, perché Matteo Salvini a gennaio doveva conquistare l'Emilia Romagna, a gennaio ha ottenuto un risultato comunque straordinario in Emilia Romagna, ad agosto era accreditato del 34%, adesso c'è il 26%, se ha perso 8 punti percentuali e se il governo è sempre più amato nonostante Matteo Renzi, che infatti è il più detestato dentro la maggioranza e non soltanto, qual è il motivo? Forse il motivo è che il governo non sta agendo così male, forse il motivo è che sicuramente quando c'è una pandemia, un problema così enorme, si tende non a tifare, ma a stare vicino a coloro che stanno al governo, perché è ovvio che si spera che ci difendano, ci tutelino, ci proteggano, è ovvio, è fatale, è logico, è umano, vai a cercare l'empatia nei confronti del condottiero che ti deve portare fuori dalla tempesta. È tutto vero? Ma probabilmente, insisto, tutto questo è dipeso anche, è successo perché Salvini le sta sbagliando tutte. È un crollo verticale l'8%. L'8% da agosto, ma anche da gennaio, adesso è tantissimo. Poi voi mi direte, sì, ma è un travaso perché molti voti li ha presi la Meloni. Ni. Molti li ha presi la Meloni, sono d'accordo, infatti nei sondaggi è l'unica della destra che continua a crescere, ma non li ha presi tutti la Meloni. Molti sono andati all'astensione, qualcuno è tornato a Forza Italia, qualcuno magari è tornato ai 5 Stelle. Il Partito Democratico faccio più fatica a immaginare un travaso dalla Lega al Partito Democratico. Però è innegabile che Matteo Salvini sta sbagliando praticamente tutto, al punto tale che anche degli house organ o comunque dei giornali sicuramente non lontani dalla posizione e dalle idee politiche di Matteo Salvini stanno cominciando a sparacchiarlo un po'. Penso per esempio al Giornale, ma non soltanto al Giornale. È curiosa questa cosa, è sintomatica questa cosa ed è significativa questa cosa della crisi perdurante da parte di Matteo Salvini e non mi sembra che ne stia uscendo né voglia uscire.
È un uomo, politicamente parlando, in totale stato confusionale. Vanno a picco le sue interazioni sui social, vanno a picco le sue provocazioni, non funzionano le sue intemerate, funzionano al massimo anche da un punto di vista di share soltanto in quei consessi dove gioca oltremodo in casa, per fare un esempio Rete 4, però non riesce più a bucare come bucava pure troppo, molto, molto più del previsto, fino all'agosto del 2019. L'altra cosa, ma ve l'ho già anticipata ragazzi, che volevo dirvi in questa diretta dalla pagina del Fatto Quotidiano, e ringrazio ancora Peter e tutti gli amici della pagina del Fatto per ospitarci tutti i giorni, ma una volta alla settimana addirittura, come stasera partiamo da questa pagina. L'altra cosa che voglio dirvi è appunto che nei sondaggi che ha dato Piazza Pulita ieri continua a salire Giuseppe Conte, continuano a decrescere i cosiddetti provocatori patentati, da una parte Salvini, dall'altra Matteo Renzi, che però nonostante questo continua a voler andare contro un muro, continua a dire che tutti ce l'hanno con lui, che è stato frainteso, che si è prevenuti nei suoi confronti. Io credo veramente che ieri invece Matteo Renzi abbia toccato forse il punto più basso nel suo percorso politico, che già non era esattamente alto per quanto mi riguarda, e credo che avrebbe dovuto chiedere scusa per alcuni suoi passaggi, e credo che dovrebbe vergognarsi tanto, non per quello che ha detto su Bergamo e su Brescia, perché diciamo che voglio credere al fatto che si è espresso male, non che abbiamo frainteso, noi non abbiamo frainteso nulla, diciamo che si è espresso male, ma ci sta, non è Petrarca, è Matteo Renzi, quindi non mi aspetto dei grandi interventi dialettici da parte sua. Credo che dovrebbe vergognarsi politicamente, questo sì, per ipotizzare una crisi dentro una pandemia. Questo secondo me è un atteggiamento scriteriato, insensato e pericolosissimo. Ed è un atteggiamento non perdonabile, perché se veramente farà cadere il governo e il risultato sarà avere dentro una pandemia ma anche fuori dalla pandemia gente come Salvini e Meloni al potere, beh, noi sapremo chi ringraziare, e quello che dovremo ringraziare in quel caso sarà il signor Matteo Renzi, e a quel punto vorrò incontrare non 10 ma una di persone magari di sinistra o ex di sinistra disposte a votare il signor Matteo Renzi, che già ha goduto di troppo credito colpevolmente perché è stato sempre sottovalutato, ma votarlo adesso già secondo me è illogico, è qualcosa che ha a che fare con la distopia spinta. Votarlo poi dopo una crisi del governo di questo tipo dentro la pandemia sarebbe veramente oltre ogni forma di masochismo e oltre ogni forma di schizofrenia democratica ed elettorale. Questo, amici miei, volevo dirvi. Sono le 19:40, fra quanto? 3 ore più o meno, sì, alle 22:40, 22:45 ci sarà la puntata di Accordi e Disaccordi sul 9. Dopo Crozza ovviamente ci sarà Luca Sommi, che sarà l'unico in studio, ovviamente ci sarà il grande Marco Travaglio, purtroppo per voi ci sarò anch'io, l'ospite sarà il ministro Boccia, a cui chiederemo sicuramente cosa ne pensa di queste eventuali crisi, a cui chiederemo anche ovviamente se è vero, come ha paventato anche in queste ore Giuseppe Conte, come ha anticipato più che paventato in queste ore Giuseppe Conte, che stanno pensando a una modulazione regionale di aperture, quindi con alcune regioni che il 18 maggio, se tutto andrà bene, potranno partire prima di altre. Gli domanderemo tutto questo, e mi permetto di dire, perché conosco me stesso, ma conosco bene anche Marco e so più o meno di cosa parlerà la sua rubrica, come so di cosa parlerò io nella prima parte. State sintonizzati sia quando comincerò io, sia quando terminerà Marco, perché diremo verosimilmente delle cose sul governo, su Renzi e su Salvini che non passeranno inosservate e che probabilmente o vi piaceranno o comunque desteranno la vostra attenzione e magari stimoleranno un bel dibattito, che è la cosa più bella quando si va in televisione. Non farsi dire sei stato bravo, ma stimolare un dibattito e far attivare i neuroni delle persone che ci ascoltano, ove fosse il teatro, ove fosse lo spettacolo, ove fosse la televisione, ove fosse la radio, ove fosse un articolo di giornale o magari una diretta Facebook come questa che è appena terminata. Ci vediamo domani dalla mia pagina, si torna sempre sulla mia pagina da domani fino a venerdì prossimo, sempre alle 19, quindi a domani alle 19, e ancora, lo ripeto, grazie, perché ieri abbiamo superato i 103.000 spettatori live, che è un risultato clamoroso che nel nostro piccolo resterà. Ciao belli!